Amici bellini, buongiorno. Gli diceva Oscar Di Maio buongiorno perché purtroppo ci troviamo a parlare, guardo in basso. Ci troviamo a parlare di questa situazione del Ciuchi perché non potevamo mai stare tranquilli fino alla fine. Doveva succedere qualcosa quando non ci sono le partite. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici belli, voi perdonate sempre il fatto che io guardo, non guardo, e devo ancora risolvere sicuramente. Allora, ci siamo, già, retelle che si rompono, problematiche, giornalisti che ci sguazzano e vari problemi, famosi gruppi e gruppetti di cui avevo parlato in passato, in tempi non sospetti, che possono creare dei problemi a una squadra che è prima in classifica, ricordiamocelo. Benvenuto Angelo Troiano, tra l'altro, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, ai vecchi iscritti bentornati e ovviamente da tutte le parti lasciate un like che questo like farà scoppiare assolutamente la carriera di un ass, perché noi dobbiamo pensare a quelli che abbiamo, non quelli che non vogliono restare. Un ass Politano, poi vediamo Insigne, perché Insigne è il Mas, 2 gol. Osimhen ha segnato un'altra volta, quindi io volevo fare il video, Osimhen in grande forma, segna ancora, e invece no, ovviamente mi arrivano tutti gli amici bellini, non solo gli amici abbonati che ovviamente stanno sempre sul pezzo, gli amici che mi scrivono su Instagram, hai sentito, hai letto, lo già? Sì ragazzi, ho letto, purtroppo mi sono svegliato così e le parole di Lozano sono un fulmine a ciel sereno per una squadra che non ne avrebbe bisogno di queste scosse, sinceramente. Questa intervista, che poi tra l'altro l'ho ascoltato integrale, è roba di un giorno fa, è stata postata, TV Azteca, penso che è un'intervista esclusiva per la TV Azteca. Tra l'altro questa intervista viene prima della partita col Canada, no? Del Messico, perché indosso Messico 86? Perché noi il Messico, i giocatori, noi ci ricordiamo un giocatore che non diceva io voglio fare il salto di qualità, voglio giocare in una squadra più forte. No, tutto al contrario. Diego Maradona è venuto in una squadra più debole, in una squadra che lottava per non retrocedere, passando dal Barcellona a una squadra che lottava per salvarsi. Si è salvato e poi ha piano piano convinto, ha dato mentalità, ha dato insomma convinzione a questa squadra. E detto no, ma voi vedi che poi l'anno prossimo cerchiamo di lottare per cose più importanti e si cresce dall'interno di una situazione non facile come quella di Napoli. Ti rendi conto che lotti contro il razzismo, che lotti contro poteri politici, eccetera, eccetera, ma Diego non se ne fregava proprio. Voglio vincere a Napoli, vinco a Napoli. Tra l'altro ne parleremo prestissimo con Guido Gentile della serie TV, lo sapete, l'ho già accennato, e faremo un approfondimento serio. Però Lozano perché dice queste cose e dice questa cosa, dice io perché la domanda che gli fanno, perché tu devi partire sempre dalla domanda, non è che Lozano prende la parola, voglio fare una dichiarazione, voglio dichiarare che il Napoli è una squadra piccola. Non è proprio così. La domanda dell'intervistatore è: che cosa ti manca a livello personale? E Lozano parte nel dire, insomma, io sono un club importante, molto competitivo, e siamo migliorati molto, dice, in questo periodo, però io voglio giocare anche in un club più grande, ho degli obiettivi personali chiari. Signori, è indubbio, Ciuchi ci sta ricordando che è sul mercato. Ricordiamoci come arriva, come funziona la situazione poi dei giocatori che hanno dei procuratori, no? Ciuchi è Raiola è quello che fa muovere i propri giocatori. Non credo che sia una dichiarazione spontanea quella di Lozano, è una dichiarazione abbastanza ragionata. Tu non puoi pensare che a questi livelli i giocatori mi è scappato, non
non pensavo potessi arrivare fino a Napoli. È chiaro che arriva. Questi sono, io ve l'ho detto spesso, il giocatore messicano, la superstar che viene consigliata male, che si fa delle idee in testa, non te la passano, non ti vogliono bene, non ti puoi esprimere, eccetera eccetera. Caro Shuki, è Canada-Messico, è 2-1 per il Canada. Canada primo in classifica, il Messico terzo in classifica, rischiate pure. Tu poi per ambire a una squadra come il Barcellona, come il Real Madrid, come il Bayern di Monaco, qualsiasi altra squadra che tu tieni in testa o che Raiola tieni in testa, e devi pure dimostrare di essere decisivo e di essere pronto a fare il salto di qualità tu stesso. L'anno scorso grande stagione di Shuki, ma quest'anno, e diciamolo chiaramente perché è la verità, dopo l'infortunio grave dove lui ripete io potevo perdere la vita, potevo rimanere paralizzato, potevo perdere l'occhio, tutta una serie di problematiche che lui sta pagando perché ancora non ha il ritmo, ha detto io non ho potuto fare la preparazione, e ce ne siamo resi conto. Ma al momento tu rischi che perdi anche, come si dice, in gerarchia tu perdi anche il posto, perché Spalletti l'ha detto chiaramente: signori, voi perdendo l'ingresso in Champions League avete perso mercato, non sono arrivate offerte per nessuno, perché erano giocatori che non arrivano in Champions League in Italia e non sono arrivate offerte. Allora che cosa significa? Significa che Raiola spinge per ricordare al mondo che Lozano è sul mercato, magari è stato un po' dimenticato dai più, e ci siamo. Ma perché è stato dimenticato? Perché non è più decisivo in questo momento, perché non ha il ritmo partita, perché anche quei 2 gol che ha fatto ma non ci sembra il Lozano dell'anno scorso. E allora se tu veramente punti a fare il salto di qualità personale, noi non ci dobbiamo nemmeno offendere più di tanto. Il Napoli è una squadra medio-alta, ma non è un top club europeo. Se lui pensa di poter meritare un top club europeo, che siano una squadra di Premier oppure le 2 importanti della Spagna, quelle sono. Non penso che sia a livello per poter giocare in un Paris Saint-Germain, non credo sia a livello per poter giocare in un Bayern di Monaco, ma magari sai in una rifondazione del Barcellona, un Real Madrid, non lo so, ma lo devi dimostrare, e lo devi dimostrare in campo con noi, perché con il Messico non stai facendo delle grandi cose. Quindi già so che la reazione generale dei napoletani è ma perché è chiaro, no? Perché noi siamo molto sensitive, siamo molto sensibili quando ci toccano poi la maglia, resta solo la maglia, e allora vi vattene in tribuna subito. Non è nemmeno così che dobbiamo reagire. Noi dovremmo chiederci perché arrivano queste dichiarazioni, dovremmo chiederci se sono evitabili, se la società può fare qualcosa per prevenirle queste cose. Proprio in sede di contratto si dice: quando fai le dichiarazioni in nazionale attenzione a non parlare del Napoli, attenzione a quello che dici, e le devi gestire prima, proprio senza proprio arrivare. Io credo che Spalletti potrebbe anche fare delle riflessioni al riguardo, se non lo vede con la testa concentrata, perché se evidentemente tu fai poi queste prestazioni così e così, evidentemente c'hai la testa altrove, non sei all'interno del progetto Napoli. Cioè sei prima in classifica, ti viene adesso di dire voglio andare in una società più grande, e perché non rispondi per esempio voglio vincere con il Napoli quest'anno, e poi si vede. Cioè ci stanno tanti modi per fare delle dichiarazioni, dice io sto bene a Napoli, il famoso calcese, no? Adesso c'ho il contratto con il Napoli, non ci penso, in futuro non si sa. Quanti giocatori dicono così? Proprio la dichiarazione a dire io voglio andare in una squadra più grande è evitabile. Shuki, è una dichiarazione evitabile che poi si ritorce contro, perché io già so che quelli che con un buon ricordo dell'anno scorso adesso hanno strizzato l'occhio anche a delle prestazioni non eccezionali di quest'anno, e adesso il prossimo dribbling che inciampi sul pallone te lo sottolineano male, proprio male. Il prossimo tiro che ti viene alto e non sai se vuoi giocare a sinistra o a destra, te lo sottolineeranno male, e te lo sei voluta tu questa cosa qua. Quindi non lo so se questa è una cosa, io ci rifletto tanto sul ruolo dei procuratori, e secondo me dovrebbero far meglio il proprio lavoro e difendere i propri assistiti e farli crescere in maniera diversa, salire di livello. Così non mi sembra di salire di livello, mi sembra un
un atteggiamento egoista di chi vuole fare la propria carriera, di chi non pensa al gruppo. Pensate al gruppo Napoli, no? Che sta cercando di unirsi. Pensate, noi abbiamo già il problema di Insigne, che uno cerca di non pensarci, ma è un problema che c'è. Adesso si scopre questa cosa, Lozano, già gruppi e gruppetti, e adesso si dirà, perché vai a giocare in un'altra squadra, non te la a questo punto non te la passo. Vedete che poi si creano poi delle problematiche che non fanno bene poi alla vigilia di una partita così importante come quella con l'Inter, dove il Napoli può veramente decidere se questa stagione dobbiamo lottare per qualcosa di incredibile oppure se stiamo mettendo in cascina tutti questi punti, capito? Stiamo facendo una buona riserva di punti per fare una Champions tranquilla. È un peccato, sono un po' amareggiato, so che gli amici bellini avranno delle opinioni belline e anche meno belline, è inevitabile, se l'è cercata il Ciuchi e non posso difenderlo. Ho voluto ascoltarlo, che molto spesso, sai, le traduzioni sono diverse, però purtroppo questo dice e non possiamo fare finta di niente. Signori, da New York Valerio Fluido è tutto. Domani ci sarà una live su Fan Rating, c'è il link in descrizione su Fan Rating, vi potete iscrivere a Fan Rating, con un tifoso dell'Inter, quindi entriamo già in prepartita della partita con l'Inter. Sono un po' di ansia sta salendo, perché ovviamente sale l'ansia, ma noi con calma, senza proprio creare patemi d'animo, affrontiamo partita dopo partita, giocatore dopo giocatore. Messico 86, ce n'era uno solo che faceva la differenza da solo, questi qua sono poca roba. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok? Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.